Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto, appuntamento live del pomeriggio per quanto riguarda l'informazione e la cronaca dal Friuli Venezia Giulia. Dunque andiamo a vedere cosa è successo nelle ultime ore. Ci spostiamo subito a Trieste, dove la polizia ha assistito a uno scambio di droga nel parcheggio di un supermercato intervenuta e ha arrestato in flagranza un uomo di 49 anni residente in Friuli e una donna slovena di 59 anni. È successo nel pomeriggio di sabato scorso all'esterno di un punto vendita che si trova lungo la strada provinciale Farnei a Muggia. Per entrambi l'accusa è di spaccio di stupefacenti. Il 15 febbraio è l'ultimo giorno utile per i soci prestatori coinvolti nel fallimento delle cooperative carniche e delle cooperative operaie di Trieste e di Istria e Friuli per presentare la domanda di ristoro. La procedura è semplice e rapida, tanto che a partire dalla primavera-estate saranno erogate le cifre dovute sui conti correnti dei richiedenti. Grazie a un lavoro di squadra siamo riusciti a realizzare questa operazione, per la quale la Regione Friuli Venezia Giulia ha destinato 17 milioni di euro a favore di una platea di circa 15.000 persone coinvolte. Lo ricorda l'assessore regionale alle finanze Barbara Zilli, sottolineando la semplicità dell'iter per l'istanza e l'impegno profuso dalla Regione con il braccio operativo delle Camere di Commercio. Il Comune di Udine riceverà dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile 1.400.000 euro per realizzare 5 km di piste ciclabili che vadano a collegare due delle cittadelle universitarie presenti nella città. Lo annuncia il sindaco Pietro Fontanini. Si tratta, precisa il primo cittadino, di uno stanziamento ministeriale di 150 milioni inserito nell'ambito del PNRR e destinato al rafforzamento della mobilità ciclistica con specifica attenzione alle ciclovie urbane, cui come comune abbiamo partecipato. Ora dobbiamo comunicare il nostro interesse a entrare in possesso di queste risorse e procedere con la stesura del progetto. Adesso andiamo a vedere il discorso per quanto riguarda i vaccini, importanti novità, perché l'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale informa che è in programma l'estensione di giornate e disponibilità di prime dosi per la vaccinazione dei bambini nella fascia di età dai 5 agli 11 anni nei 3 principali centri vaccinali della provincia di Udine. Nelle prossime ore saranno aperte e ampliate le seguenti giornate. Per quanto riguarda Udine Ente Fiera, 22, 26 e 27 gennaio, 4 e dal 7 e 12 febbraio. La Tisana Ospedale 25 e 26 gennaio, 1-2 febbraio, 8-9 febbraio. Gemona Manifatture 28 gennaio, 7-8 febbraio. Sempre l'azienda sanitaria comunica inoltre che ad oggi sono stati evasi 5.038 appuntamenti per la prima dose nella medesima fascia d'età, prenotate già ulteriori 1.585 prime dosi. Per quanto riguarda le seconde dosi sono state 845 quelle già inoculate. La platea vaccinale totale di utenti 5-11 anni per l'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale di circa 28.000 bambini. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione del pomeriggio. Vi diamo appuntamento tra pochi minuti circa per uno speciale Friuli TV dedicato a operazioni multimedia in Friuli Venezia Giulia e non solo. Come sempre vi ringrazio per l'assistenza video e audio per quanto riguarda la regia e a voi cari amici come sempre per la vostra partecipazione diretta attraverso il web. Grazie come sempre per la visione all'ascolto, non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Ripeto, fra un paio di minuti ci vedremo con uno speciale live. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Purda, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano e vi aspetto con le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position.